perché sono divorziato. Adesso ti spiego come che è successo. Era il giorno del mio compleanno. Era il giorno del mio compleanno, mi alzo mattina, mia moglie neanche mi caga. Mio figlio va a scuola, neanche mi fa gli auguri né niente, come niente fosse. Vado in ufficio, tutti i miei amici, tutti i miei colleghi, amici, eccetera, neanche uno che mi faccia gli auguri, neanche uno. Poi vado dentro il mio ufficio e la segretaria viene e mi basta, si accorge, dice tanti auguri per il capo, tanti cari auguri, ma è una gentilezza enorme, era mi sono sentito anche veramente commosso, anzi, è sempre più gentile, a me ha invitato a pranzo, allora siamo andati a pranzo in ristorante e anche mi bevuto, è sempre riduto, scherzato, sta molto affabile, molto carino, dopo cara mia, mi dire, io a casa mia, capo, vieni a casa mia, dai. E ora mi dico, magari, insomma, non beatosa, a casa sua se capisce il gattino. E ora andiamo a casa sua e ora mi dice, siamo a casa, dice, permette capo che vado un attimo in bagno? E mi dico, sì cara, e mi, caro mio, dopo 10 minuti salta fuori, viene fuori io con mia moglie, miei figli e tutti i miei colleghi, e tutti in coro, e dice, tanti auguri capo, tanti cari auguri. E io ero sentato sul divano, nudo, e con lo sei auguri in mano. Ecco perché ho divorziato.